La vendita qui in Veneto nel primo Novecento era per lo più di case grandi, rurali, con molto terreno. La trattativa si sviluppava al bar centrale del paese, dove veniva organizzato l'incontro tra il venditore, i potenziali acquirenti e il mediatore. Rimaneva all'incontro l'acquirente più interessato, il quale faceva la trattativa sul prezzo e una volta che veniva fatto l'accordo veniva sancito da una stretta di mano e da un brindisi nella quale si festeggiava l'accordo raggiunto. Collegato alla vendita si sono sviluppati tre riti. Il primo rito è il passaggio delle chiavi. Il passaggio delle chiavi non era solo un passaggio materiale, ma era uno scambio che simboleggiava il cambio del testimone, la consegna dal venditore all'acquirente. Veniva spesso accompagnata da una festa che veniva organizzata o a pranzo o a cena nella casa che era venduta. Poi il secondo rito importante era le frasche di frassino, che venivano legate al caminetto sopra il tetto oppure venivano appoggiate sul focolare domestico in cucina. Il terzo rito era lasciare un dono, che era una sorta di passaggio del testimone dal venditore all'acquirente, era una sorta di simbolo del passaggio delle persone. Anche a me nel mio piccolo piace lasciare un dono come il portachiavi della Da Vinci Immobiliare e comunque fermarmi a festeggiare con un brindisi. È uno sguardo al passato guardando al futuro con ottimismo. Mettete un like al video, ma soprattutto vinci con Da Vinci.